Ravanusa presente alla BIT, un momento importante, ci sono state tante presenze qualificanti, la presenza anche del Ministro. Come valuta questo evento, Sindaco, dopo 2 anni di pausa che si riprende col Covid? La dimostrazione che il turismo è fondamentale per il nostro territorio, sul turismo bisogna puntare. Tutta la provincia di Agrigento, i sindaci, stiamo sostenendo la candidatura di Agrigento Capitale della Cultura. Come bene ha detto il sindaco di Agrigento, non è solo la città ma è un intero territorio, un territorio veramente vasto, un territorio ricco di storia, ricco di tradizioni, ricco di tante bellezze che vogliamo offrire al mondo e speriamo che ci sia un incremento turistico degno di questo nome. Ravanusa è una delle città dove si organizza uno dei più bei carnevali siciliani, so che avete tutto pronto. Qualche novità ce la può anticipare? Sì, tra l'altro quest'anno siamo, credo, l'unico carnevale di rilievo della provincia di Agrigento, un carnevale che è giunto alla 35esima edizione, un carnevale che vedrà la presenza di diversi carri allegorici e quindi un momento di crescita e di conoscenza anche della mia città. Sambuca di Sicilia presente oggi alla BIT anche per illustrare le sue bellezze, le bellezze in un territorio, in un contesto agrigentino. Sì, è chiaro che Sambuca è uno dei borghi più belli d'Italia, è il Borgo dei Borghi 2016. Abbiamo anche l'onore di ospitare e quindi di presentare oggi l'Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia che si terrà a Sambuca proprio dal 14 al 16 aprile. E poi un altro evento importante a livello internazionale è il concorso enologico internazionale organizzato da Recevin delle Città del Vino, dove parteciperanno più di 3.500 etichette e ci saranno centinaia di commissari per la maggior parte stranieri. Quindi avremo modo di mettere sotto i riflettori e quindi ecco qui alla BIT il nostro territorio, la nostra bella Sicilia e la nostra bella Sambuca. Quanto ha portato, diciamo, il titolo di città dei borghi, capitale dei borghi? Noi nel 2016 siamo stati classificati il Borgo dei Borghi più belli d'Italia. Ecco, cosa ha portato questo all'economia del vostro paese? Ci ha permesso di cambiare volto, nel senso che la nostra economia era prettamente frutto del settore primario, dell'agricoltura e dell'edilizia. Oggi il nostro comune è un comune che conta più di 30 B&B, un comune che ha una vocazione turistica impensabile fino a qualche anno fa. Anche Montallegro ha la BIT per promuovere le bellezze del vostro territorio. Sì, anche quest'anno ho voluto partecipare in prima persona a questo stupendo evento del turismo. Noi siamo una piccola comunità che puntiamo tantissimo sul turismo, abbiamo una spiaggia bellissima che è Bovo Marina, rinomata. Ho già inoltrato domanda per ottenere la bandiera blu, è una costa, per chi non la conoscesse, di circa 2 km di spiaggia, costeggiata dal bosco, ci sono delle dune, facciamo parte della Costa del Mito, che ringrazio Fabrizio Lagaipa per l'invito, e cercheremo di portare avanti il nostro turismo perché è il nostro punto di forza. Si riparte dopo 2 anni e dobbiamo ripartire bene. Ripartiamo con Agrigento candidata a capitale della cultura e noi ci crediamo perché ci crede tutta la provincia. Dobbiamo fare un lavoro sinergico assieme a tutti i comuni. Noi con le aree interne, con i 12 comuni delle aree interne, stiamo portando avanti i progetti finanziati, avremo la prima ippovia siciliana, stiamo lavorando sulla sentieristica e anche sulla promozione. Quindi ritengo indispensabile che oggi ci dobbiamo sedere tutti ad un tavolo, attorno ad un tavolo, istituzioni assieme agli operatori turistici per cercare di rilanciare la provincia di Agrigento, rilanciare i paesi della costa ma anche l'entroterra e poi tutti assieme rilanciare anche la nostra Sicilia.